3 bambini non vaccinati di una prima elementare sono stati trasferiti di sezione per consentire a un loro coetaneo immunodepresso di stare in una classe di soli bambini vaccinati. Succede nel comprensorio di Mogliano Veneto per accogliere in un ambiente sicuro il bambino con basse difese immunitarie. Per l'istituto questo era l'unico modo per permettere al piccolo di frequentare le lezioni senza mettere a repentaglio la propria salute. La decisione della dirigenza scolastica è stata eseguita senza esitazione, avvisando per tempo i genitori del bimbo immunodepresso e provvedendo allo spostamento dei bambini Novax. Le polemiche sono state sollevate proprio dai genitori di questi ultimi. Una mamma Novax in particolare ha protestato perché il proprio figlio era amico di alcuni dei ragazzini che voleva frequentare nella classe dove era inizialmente iscritto. Per l'ASL2 della Marca questa è la soluzione più coerente per permettere a tutti i bambini vaccinati e non di frequentare la scuola. Finché resta questa legge credo che questa sia la soluzione ideale, sempre collaborazione ULSS scuola e famiglia ovviamente. A Mogliano Veneto, fra i cittadini, la decisione dell'istituto scolastico è in larga parte condivisa. Dovrebbero vaccinarli tutti. Però se ovviamente, non so, in un modo o nell'altro non lo fanno, i genitori e alla fine si ricorre a questo. Sono a favore dei vaccini, intanto, e credo che questa scelta sia giusta, però non credo che sia risolutiva, in realtà, perché spostarli da una classe all'altra non penso faccia molta differenza. Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore regionale Veneto alla sanità, Luca Coletto, che conferma come la fluttuazione di alunni sia una decisione della regione stessa che risale a 2 anni fa. Di fatto nella scuola ci saranno comunque bambini non vaccinati, ma la richiesta avanzata dai genitori dello scolaro più fragile era quella che non ce ne fossero nella stessa classe, dove è più facile il contatto fisico e non nell'insieme della struttura.